Cosa vergognosa perché io lo becco sempre e veramente siamo qui minuti e minuti ad aspettare davvero. Minuti persi al volante, motori spenti davanti alle sbarre abbassate e appuntamenti saltati. A Castelfranco Veneto i passaggi a livello sono da anni una delle principali cause di frustrazione per chi si sposta ogni giorno tra le frazioni e il centro. Ora però qualcosa potrebbe finalmente cambiare. Sono iniziati i lavori per la nuova infrastruttura viaria che collegherà via Brenta a via Castellana, un'opera prevista dal piano degli interventi del comune. Il primo cantiere aprirà nella zona dell'incrocio con via Valsugana, dove è stata posata la prima pietra del nuovo tracciato. L'intervento rappresenta il primo passo concreto verso la costruzione di 2 sottopassi ferroviari destinati a sostituire i passaggi a livello nelle frazioni di Treville e Sant'Andrea, spesso al centro di critiche per i frequenti disagi alla circolazione locale. Un'opera importantissima perché va a risolvere un annoso problema che abbiamo da più di 20 anni a Castelfranco, che è della comunicazione con Treville dei 2 passaggi a livelli. I lavori realizzati in collaborazione tra pubblico e privato rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria pensate per sostenere lo sviluppo dell'area ovest di Castelfranco Veneto. Quando inizieranno i lavori? Quanto dureranno? I lavori sono imminenti, dureranno un anno e mezzo circa, le opere di urbanizzazione, dopo ci sono anche altre opere e tutte le altre infrastrutture sono da concordare, ma sempre in aree private, quindi si fa fatica a dare una tempistica di quando l'opera complessiva sarà finita. Secondo il Comune, la nuova viabilità migliorerà la mobilità in una zona a lungo penalizzata. Ringrazio per questi lavori perché saranno sicuramente utili alla comunità, a tutti quelli che transitano di qua. Tuttavia non mancano le critiche, alcuni commercianti hanno espresso malcontento chiedendo che nonostante i nuovi sottopassi i passaggi a livello restino comunque aperti. Siamo preoccupati perché la nostra via diventerebbe un ghetto, sarebbe chiusa per circa 1,5 chilometri e diventerebbe un vicolo cieco.